Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, mi scuso preventivamente per la voce che ho, però purtroppo sono raffreddato, quindi ho una voce veramente orribile, però ci tenevo a fare questo video. Anche perché, diciamo, quello che dirò in questo video le ho già detto nella live di venerdì, però capisco che la live di venerdì è durata 2 ore e mezza e quasi nessuno potrà sentire, o meglio, potrà recuperarsi in toto la live, quindi giustamente faccio un video a parte. Allora, di cosa andremo a parlare? Come avete letto dal titolo, è uno sfogo. Come avete visto dalla copertina del video, me la prenderò in particolar modo con una persona, però andiamo con ordine. Parliamo in generale di questo calciomercato del Cagliari. Calciomercato del Cagliari che ha visto un partente almeno per ogni reparto, perché se n'è andato via Resti, che è andato all'Olbia, se n'è andato via Pinna, che è andato all'Empoli, se n'è andato via Castro, che è andato alla SPAL, se n'è andato via De Iola, che è andato a Lecce, e se n'è andato via Cerri, che è andato anche lui alla SPAL. Se non me ne sono scordato nessuno, eh. E questi 5 giocatori, perché Aresti, Pinna, Castro, De Iola e Cerri, sì, sono 5, e queste 5 cessioni sono avvenute tutte nell'arco del mese di gennaio. Ovviamente il calciomercato invernale dura soltanto un mese, però sono state sparpagliate più o meno per tutto gennaio. Allora, la domanda che mi pongo io è questa. Hai voluto dare via Pinna? Io sinceramente non l'avrei dato via, dato che è giovane e ha dimostrato che comunque qualcosina la può fare. Però l'hai voluto dare in prestito. Ok, perché non lo rimpiazzi? Nel senso, sai com'è? A destra ci gioca un adattato, non ci abbiamo un terzino, cioè non ci abbiamo più un terzino destro dai tempi di Isla. Dai tempi di Isla, se non dai tempi di Pisano. Quindi un terzino destro andrebbe preso, perché continuare a giocare con un adattato? Van der Wiel, regà, non lo conto perché ha fatto 2 partite in croce. Quindi vuoi dare via Pinna? Va benissimo, perché pensi che sia un giovane su cui il Cagliari deve puntare e quindi vuoi mandarlo a farsi le ossa in Serie B? Va benissimo, ma rimpiazzalo. Prendi un altro. Prendi un terzino destro d'esperienza, anche non più giovanissimo, che ne so, un 26-27 anni. Per esempio, un terzino destro che costa veramente molto poco e che conosce la Serie A e conosce l'Europa è Widmer, ex udinese, che gioca nel Basilea. Perché? Perché non prenderlo? Tra l'altro costa anche relativamente poco, perché costa, stando al valore di transfer market, all'incirca 4 milioni, se è rimasto quello, quindi costa anche poco. Però tralasciamo Pinna. Su Aresti non c'è tanto da dire, tranne il fatto che poteva andare via Rafael, secondo me, e no Aresti, però vabbè, quelle sono opinioni. Poi, De Iola. La cessione di De Iola, secondo me, è stata più che giusta, assolutamente, perché comunque sul campo non ha mai dimostrato niente, ha campato di rendita dalla Serie B con quel gol alla prima giornata contro il Crotone, e tolto quello non ha mai veramente dimostrato il suo valore. Tra l'altro oggi ha segnato il primo gol in Serie A. E quindi la cessione è anche giusta. Vuoi mandare via Castro e mandi via Castro. Ok che il Cagliari ha, penso, uno dei centrocampi più forti di tutta la Serie A. Però, per quanto De Iola sia una pippa e per quanto Castro non stava rendendo quanto potrebbe rendere, perché conosciamo tutti le potenzialità di Castro e sappiamo che quest'anno, tolto il gol al Napoli, comunque era abbastanza sottotono, tu hai tolto 2 elementi al reparto migliore del Cagliari. 2 elementi. E con chi li ha rimpiazzati?
con nessuno. Non hai comprato nessuno, nonostante tu abbia ceduto. Bastava prenderne anche soltanto uno. Però capisci che tu, nonostante abbia veramente uno dei centrocampi più forti della Serie A e tu abbia dato via due giocatori di cui uno totalmente inutile e l'altro utile perché molto duttile ma che stava rendendo meno, mi va bene che tu li vai a vendere. Assolutamente, mi va benissimo. Ma mi devi portare un rimpiazzo, almeno uno. Almeno uno. Perché se adesso ci si rompe uno a centrocampo, chi cazzo ci mettiamo? Mi spiegate chi cazzo ci mettiamo se si rompe uno a centrocampo? Già Rog ci si è rotto e ci abbiamo messo Ionita. Cigarini c'ha Oliva come rimpiazzo. Nandez, chi c'ha? Chi cazzo c'ha Nandez? Cioè, io non capisco. Arretriamo Nainggolan? Boh, non lo so. Non lo so. Vogliamo far tornare Nainggolan davanti alla difesa? Come inizio stagione? Non lo so. Che vogliamo fare? Poi, lo scambio Cherry Paloschi. Allora, tralasciando che Paloschi in 10 minuti di partita ha veramente dimostrato molto più di quello che ha fatto Cherry in 2 anni di Cagliari, lasciando perdere il gol alla Samp, lasciamolo perdere. Tatticamente parlando, veramente Paloschi ha dimostrato in 10 minuti molto più di quello che ha fatto Cherry nel Cagliari in 2 anni. E da una parte lo scambio Cherry Paloschi non è così sbagliato perché il Cagliari si libera di un ingaggio di 1 milione, però vuoi prendere un rimpiazzo anche qui all'altezza? Magari Paloschi da qui a maggio incomincerà a fare gol a raffica, questo nessuno lo può sapere, però siamo sicuri che era lui l'attaccante che serviva al Cagliari? Non credo, però me potrei comunque sbagliare. Ma parliamo di altre cose. Ad esempio, tra l'altro ci sto a mettere 8 minuti di video per arrivare al fulcro, al punto proprio focale del video. In difesa noi abbiamo 4 giocatori come difensori centrali, intendo, Klavan, Ceppitelli, Pisacane e Valukiewicz. In estate abbiamo dato via Romagna, che per carità ci può stare, dato che comunque al Sassuolo non è che stia brillando di luce propria, però sfortunatamente a ottobre ti si fa male Ceppitelli, tra l'altro è ritornato solo da pochi giorni ad allenarsi, e tu nel mercato invernale non fai un acquisto che riguardi un difensore centrale. Non ne fai uno, ma uno che sia uno, cioè, facciamo finta che il Cagliari abbia effettivamente trattato Juan Jesus, mettiamo che l'abbia veramente fatto, e la Roma ti dice no. Ok, punta su Fazio, tanto c'hanno Smalling e Mancini che giocano, punta su Fazio. Tra l'altro è pure ex Tottenham, ci ha segnato de mano, i nemici fateli amici, Pia Fazio, non lo vai a pagare così tanto. Facciamo finta che hai fatto veramente la trattativa per Rugani. Gli sei rotto di Miral, Rugani è costretto a rimanere, ok? Punta su un altro difensore centrale. Ma uno pure dalla Serie B. Ma pure dalla Serie B. Perché, dati alla mano, nelle ultime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partite abbiamo sempre subito gol. Sempre. E di queste 11 partite in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partite su 11
Abbiamo subito più di 2 gol. 2 o più gol. Quindi, Carli, mio caro Marcellino, ma te, non te vi è dubbio, non te sarta la pulce dentro all'orecchio che devi prendere un cazzo di difensore centrale? No, no. I sigari sì, ma il difensore centrale no. Mannaggia, se lo siamo dimenticati, vero? Io non c'ho parole, io veramente non c'ho parole. Però una cosa gli devo dire che c'ha ragione, perché lui l'aveva detto. Lui l'aveva detto che questo Cagliari non sarebbe stato rivoluzionato. L'aveva detto. E infatti è stato così, perché in rosa adesso ci ritroviamo scarti della natura come Birsa, degli scarti della natura come Birsa, ma comunque non abbiamo un difensore centrale. Valukiewicz, che cazzo ci sta a fa? Giocano sempre Pisacane e Clavan, giocano sempre e soltanto loro due, e Clavan sta a fa più cappellate che non so che cosa. Cioè io non lo so, io non lo so. Stiamo parlando di avere costantemente in difesa 2 over 30. 2 over 30. Stanno giocando sempre e soltanto loro. E quelle 2 volte in cui non ha giocato o Pisacane o Valukiewicz, ma mi pare che in tutti e 2 i casi fosse stato Pisacane, era perché erano diffidati o espulsi. E Valukiewicz non avrebbe mai visto il campo. Tra l'altro ha giocato contro l'Inter e contro la Juve. Ma sto Cristiano, poraccio, mica è colpa sua se poi fa male. Ma è normale che un ragazzo giovane ne risente di una situazione del genere. Ma è ovvio che ne risente. Io non c'ho parole, veramente non c'ho parole. Ma a me la cosa che mi dà il cazzo veramente è il fatto che ci sono arrivato io ma non c'è arrivato lui. È una cosa che mi manda in bestia proprio. Poi il terzino destro, ma cazzo, non ci abbiamo un terzino destro di ruolo da non mi ricordo nemmeno quando. Non mi ricordo nemmeno quando. Ma lo vogliamo prendere un cazzo di terzino? Mo' con tutto rispetto per Gaston Pereiro, ok? Perché se potrà rivelare pure il giocatore più forte del mondo, io non lo metto in dubbio, non lo voglio mettere in dubbio. Ma era lui il giocatore di cui il Cagliari aveva bisogno? Andava puntellato quel ruolo? Non mi pare che sulla tre quarti c'avevamo problemi, cazzo. Non mi pare. No, terzino destro, che cazzo lo abbiamo a fare? Il difensore centrale, ma che cazzo lo prendiamo a fare? No, raga, io veramente non c'ho parole, non c'ho parole. Che poi non serve nemmeno che lo dico io, che parlo io. Parlano i dati. I dati. Sono 11 partite che abbiamo gol. E su 11 partite in 10 ne abbiamo presi 2 o più. Cioè, io veramente rimango senza parole. Rimango veramente senza parole. Rimango veramente senza parole. Che poi, ok, allora, facendo un breve calcolo, siamo alla 22esima giornata. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Prendiamo le prime 11 giornate, ovvero da Cagliari Brescia ad Atalanta Cagliari. In queste 11 giornate abbiamo preso 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 gol. 10 gol. Nelle prime 11 giornate. 10 gol. Ok? Nelle ultime 11 ne abbiamo presi, ovvero da Cagliari Fiorentina fino a Cagliari Parma, ne abbiamo presi 2, 4, 7,
9, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24. Non c'è sta nessun problema, vero? Nessuno. Non si è evidenziato, non si è palesato assolutamente nessun problema, vero Carli? Ma tu a Cagliari, precisamente, Marcellino, che cazzo ci stai a fa'? No, tu dimmi, cosa cazzo ci stai facendo a Cagliari? No, perché forse lo stronzo so io. Forse lo stronzo so io che va a lavorare per guadagnare una piotta. Che mi faccio il culo per guadagnare una piotta. Sapete che vuol dire una piotta in romano? Vuol dire 100 euro. Io vado a lavorare per portare a fine mese a casa 100 euro. Mi rompo il culo dentro le mense. Io vado dentro le mense e mi rompo il culo. Però faccio quello che devo fare. Faccio il mio dovere. E non me lamento, tranne adesso. Non mi sono mai lamentato. Perché ogni lavoro è dignitoso, ma fino a quando lo fai. Se tu il lavoro tuo non lo fai, mi spieghi che cazzo ci stai a fa' a Cagliari? Con quale coraggio ti guadagni il pane? Con quale coraggio? Te stai a grattare i coglioni a Cagliari. Mi sei andato sul cazzo già dalla prima conferenza stampa. Che nemmeno eri arrivato a Cagliari e già dicevi, esordivi con ma se il Cagliari è in questa situazione è anche colpa mia, ma colpa tua di cosa che manco sai che vuol dire essere del Cagliari. Sei arrivato da 2 giorni già a romper cazzo e dici che è colpa tua, ma dove vuoi andare? Ma state zitto che fai più bella figura e continui a fare queste figure di merda. Continui a fare queste figure di merda a prenderci tutti per il culo. E a me la cosa che mi fa proprio avvelenare il sangue è che tu per non fa un cazzo vieni pure pagato. Ma non ho pagato poco. A me è quello che mi fa rodere il culo. A me è quello che mi fa rodere il culo. Sai a quanta gente stai a pià per culo? Non lo sai forse, eh? Ma sai la gente che se fa il bucio di culo al lavoro? Perché ce n'è, di gente che se fa il bucio del culo al lavoro, al contrario tuo che te gratti i coglioni? Sai quanta gente ce n'è? Che fa i sacrifici magari per vedere Cagliari, per andare allo stadio, per farsi una trasferta, per pagare l'abbonamento, quello allo stadio, o per pagare l'abbonamento per vedere in TV. È gente che fa sacrifici, è gente che spende i soldi, ma i soldi che spende se li suda. Te non sudi un cazzo. Te non sudi un cazzo. Mi ritengo veramente disgustato. Comunque ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.